Un anno di indagini ha impegnato la Guardia di Finanza nel ricostruire i movimenti di varie ditte con sede nel Vicentino a Nove e nella provincia di Trento, in particolare nella Bassa Valsugana, operanti nel settore del confezionamento di capi di abbigliamento. Sequestrati 832 mila euro a un imprenditore di origine cinese tra beni immobili, 2 case e una fabbrica nel comune di Nove, 2 auto di media cilindrata e disponibilità finanziarie presso istituti di credito, indiziato del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e omessa dichiarazione. Non avrebbe infatti versato almeno 3 milioni di euro nel periodo tra il 2007 e il 2021. L'imprenditore, ritenuto dominus del meccanismo illecito, manovrava le aziende utilizzate nel sistema mediante costituzione e rapida cessazione, secondo la ormai collaudata tecnica denominata apri e chiudi. Tutte le aziende erano formalmente intestate a prestanome, anch'essi cinesi, ed ex dipendenti dell'indagato, il quale, senza apparire formalmente, curava in prima persona gli aspetti gestionali delle società, dall'apertura dei conti correnti aziendali ai rapporti con i clienti, fornitori e personale dipendente. Ogni azienda, dopo un breve ciclo di vita, chiudeva, tralasciando il versamento delle imposte dovute al fisco e favorendo nel contempo un illecito incremento del patrimonio dell'imprenditore.